Argomento, la giornata internazionale per la lotta contro il cancro. Le cure fanno passi da gigante ed è importante anche condividere le esperienze di chi ce l'ha fatta per dare speranza agli altri. Lucia Cappelletti è stata allo IOV di Padova. 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro. Allo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, l'occasione per fare un bilancio sul lavoro quotidiano di medici e ricercatori, ma anche per ricordare l'importanza della prevenzione e diagnosi in 3 semplici punti. Quando c'è qualche piccolo dubbio, qualche allarme, rivolgetevi alle strutture, perché importante è questo, proprio è l'autoconvincimento di stare attenti su se stessi. L'altro sono le strutture che con tutte le campagne di screening ovviamente prendono in carico in modo programmato i cittadini, le cittadine per poter pianificare dei controlli. L'ultimo poi arrivano le strutture, quelle normalmente ospedaliere o ambulatoriali, che hanno il compito di dire se quella paura, se quel sintomo è un sintomo che denota la presenza di un tumore oppure è una cosa, chiamiamola così, banale. L'approccio al cancro nel tempo è profondamente cambiato. Ora ogni singolo caso viene discusso da un gruppo medico multidisciplinare e anche la ricerca sulle terapie ha fatto grandi passi in avanti. La scienza ha fatto sì che terapie valide siano orali e questo aumenta la qualità di vita del paziente, perché a casa, sotto controllo, può fare delle cose che prima era costretto a stare qui magari ore. La svolta più importante è però dal punto di vista culturale. Parlare di cancro non è più un tabù, ma anzi l'esperienza dei pazienti diventa uno stimolo per tutti gli altri a non mollare, ma a credere nella ricerca e nella scienza.